Cari amici di Sicilia Magazine, mi trovo a Catania, da Silicus, in via Giacomo Leopardi 105, perché arriva il caldo, arriva la bella stagione e io ho bisogno del mio gelato. Ma questo è un gelato del tutto particolare perché ha basso contenuti di zuccheri, con una cosa speciale che si chiama inulina. Noi ce la facciamo raccontare dal nostro Claudio. L'idea mia è quella là era di fare un gelato semplice e sano, di tornare un pochettino ai sapori base, gelati semplici ma con ottime materie prime. E poi volevo fare anche un gelato sano. Io ho fatto delle ricerche, in realtà non ho inventato nulla di nuovo, cioè diciamo, l'inulina, o meglio conosciuta anche come fibra di cicoria, è più che un addensante uno stabilizzante, cioè, come dire, serve a dare una giusta particolare consistenza al gelato, però ha delle altre caratteristiche interessanti. Diciamo, a parte appunto il modo in cui trasforma il gelato, c'è poi l'aspetto salutistico, perché la fibra di cicoria, l'inulina, è un nutriente del microbiota intestinale. E poi, tra parentesi, mi compensa gli zuccheri, quindi il mio è un gelato anche con meno zuccheri rispetto alla media. Io ovviamente scelgo lì dove posso le materie prime fresche nostre sul territorio, però per esempio il cocco, che qui noi non produciamo, a me arriva direttamente dallo Sri Lanka tramite un'azienda francese che si occupa di fare proprio questo, cioè dire di raccogliere i frutti nel momento di massima maturazione nei luoghi dove abbiamo la migliore qualità, viene abbattuto e mi arriva qua, diciamo, attraverso una catena del freddo controllata, assolutamente perfetto. Le fragole mi arrivano da Marsala o dalla Calabria, uso molta frutta fresca, ho accordi con tutti i fruttivendoli della zona e quindi ovviamente la frutta di stagione è importante, un dato importante. La viennoiseria. La storia della viennoiseria in realtà parte da un altro presupposto, dalla noia mortale a cui ero stato condannato come catanese a mangiare sempre le stesse cose ogni mattina da 50 anni. Volevo fare qualcosa, come dire, anche di diverso e mi sono ispirato a questo nuovo trend nazionale che è quello della viennoiseria. Anche lì, poi, voglio dire, sempre lì, torniamo sempre alle materie prime, alla scelta delle materie prime, in questo caso anche a una scelta estetica. Quello è stato un percorso molto più complicato. Tu sei un gelatiere, qua la gelateria non è aperta solo, diciamo, a noi, ma anche agli amici a quattro zampe. Sì, questa è un'idea che ci ho avuto perché amo gli animali e ho preso questa ricetta, l'ho trasformata a modo mio e adesso faccio un gelato per cani vegano. La maggior parte faccio 3 gelati, di cui 2 sono vegani, ai frutti, che sono la frutta che piace normalmente ai cani, e almeno adesso vengano a fare colazione assieme, insomma non gli causano danni. Qualcuno mi ha accusato che non la faccio senza il tuppo, però ecco, lo vorrei dire qua, la faccio senza il tuppo perché è diversa la mia brioche, è una brioche diversa che non ha nulla a che vedere, o molto poco a che vedere con la brioche classica catanese, e quindi l'ho differenziata in questa maniera, anche perché tecnicamente la faccio molto morbida, il tuppo sopra non ci sta.